Altro che ripresa economica, il rapporto sul mercato del lavoro del 2015 elaborato dalla Regione è un bagno di sangue per il Nuorese, dove tutti gli indicatori risultano negativi e in grave peggioramento. Non usa mezzi termini Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, per definire lo stato dell'economia nuorese. Per il dirigente dell'Assoindustriali, i dati dell'Istat confermano quanto l'associazione va dicendo da tempo. La tendenza recessiva nel Nuorese non si è ancora arrestata, anzi la situazione è in continuo e grave peggioramento. Nel 2015 in provincia di Nuoro diminuiscono l'occupazione e la forza lavoro e a differenza di alcuni territori dell'isola, sottolinea Borgnoli, non si intravedono segnali incoraggianti. Il dato più allarmante è il crollo del 4,3% degli occupati, con una perdita di 2.300 posti di lavoro nel giro di un solo anno. Il tasso di disoccupazione, sottolinea la Confindustria, si è attestato nel 2015 al 14,7%, con un più 3% rispetto al 2014. Il numero dei disoccupati è in aumento e sono passati da 7.200 a 8.800 dello scorso anno. Il calo degli occupati poi ha interessato tutti i settori produttivi, dall'industria all'agricoltura ai servizi compresi commercio e turismo. La Confindustria chiede che si dia subito avvio al piano di rilancio del Nuorese, con un pacchetto di interventi che dietro la forte sollecitazione del territorio la Regione ha previsto per sostenere la ripresa. Tra questi, accelerare l'iter di attuazione degli interventi infrastrutturali, la fiscalità di vantaggio nel Nuorese. Inoltre, per contrastare il lento ma progressivo smantellamento dei servizi alle periferie, conclude la Confindustria, occorre mettere in campo una politica di vero decentramento degli uffici dell'amministrazione regionale sul territorio.